Digiplussignosa edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. In occasione della Domenica Ecologica, ieri mattina sono stati piantati 23 nuovi alberi nelle 6 municipalità del comune di Venezia. Nel parco Aliende a Mestre sono stati messi a dimora 2 peri da fiori e 2 tigli selvatici. A Marghera, al parco Catene, un pioppo nero e 3 aceri campestre. A Venezia, nell'area verde di fronte al carcere di Santa Maria Maggiore, sono stati piantati 4 aceri campestre. Nella municipalità di Chirignago Telarino sono stati piantati 2 platani comuni e 2 cedri, mentre a Favaro Veneto, nell'area della piastra polivalente accanto alla scuola primaria Fucini, sono stati messi a dimora un pioppo nero, un carpino bianco e un acero campestre. Nuove piantumazioni anche nella municipalità Lido Pellestrina. Un bagolaro, un ciliegio e 2 gelsi ornamentali sono stati piantati in via Gallo, nel parco delle Quattro Fontane e in piazzale Zendrini. Ci spostiamo a Chioggia. Richiesta contrassegno parcheggio per persone con disabilità. Si cambia. Anche il comune di Chioggia, sottolinea Sandro Marangon, assessore alle politiche sociali, è coinvolto nel progetto di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni che prevede, tra le altre cose, la possibilità di presentare direttamente tramite il sito del comune la domanda per il rilascio e o rinnovo dei contrassegni per il parcheggio per persone con disabilità, collegandosi al sito www.comune.chioggia.ve.it. Il servizio è già attivo e per la presentazione della domanda occorre essere in possesso dello SPID. Il servizio è gratuito ad eccezione delle richieste di rilascio o rinnovo contrassegni temporanei, che sono soggette al pagamento di 2 marche da bollo da 16 euro ciascuna. Per il rilascio del duplicato del permesso temporaneo è sufficiente una sola marca da bollo. Nella fase di presentazione delle domande per il rilascio del contrassegno, infatti, non sarà più necessario presentarsi 2 volte presso gli uffici, una volta per la domanda, una volta per il ritiro. Dalla comunicazione alla prevenzione, dall'attività fisica all'aperto alla sensibilizzazione. Anche quest'anno il programma delle giornate della salute si preannuncia ricco e coinvolgente. Iniziativa promossa dal comune di Noventa di Piave in collaborazione con Proloco, Avis e numerose associazioni locali, animerà il territorio tra aprile e maggio con un calendario pensato per tutte le età. Il programma prevede al momento 12 appuntamenti già calendarizzati, ai quali si sono recentemente aggiunti 2 nuovi eventi. Il calendario è in continua evoluzione ed è consultabile sui canali social dedicati e sul sito del comune. L'evento inaugurale si terrà venerdì 11 aprile alle ore 20:45 nella sala consiliare del comune con il convegno La complessità della comunicazione, spunti di riflessione e punti di non ritorno dagli anni 90 all'avvento dei social, a cura dell'avvocato Alessio Rui. Un altro momento di confronto sociale e generazionale avrà luogo martedì 22 aprile, sempre in sala consiliare alle ore 20:45 con Don Giovanni Fasoli, che parlerà di stili di vita digitali tra benessere e malessere. Tra gli eventi di rilievo da segnalare figura la tappa del Giro Handbike 2025. Il sabato 5 aprile presso la Food Court di Nave de Vero si è tenuto l'aperitivo silenzioso, un format che unisce musica e LIS, linguaggio dei segni. Organizzato con il patrocinio del Comune di Venezia, l'aperitivo silenzioso è un format di eventi creati da Barbara Cova, organizzatrice di eventi, e Francesca Lisiak, attivista e interprete LIS, per favorire l'integrazione tra persone sorde e persone udenti attraverso il linguaggio universale della musica. Durante questo evento le persone udenti imparano a cantare con le mani, imitando i segni degli organizzatori e delle organizzatrici e sperimentando un modo completamente nuovo di vivere la musica. Le persone sorde possono così fruire di un'esperienza che le rappresenti pienamente. L'iniziativa, esistente dal 2015, ha riscosso negli anni un crescente successo, trasformandosi in un format replicato in diverse città italiane e contribuendo alla diffusione della LIS e della cultura sorda. L'aperitivo silenzioso è stato anche un'occasione per sottolineare l'importanza dell'accessibilità nei luoghi pubblici. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.